E presentiamo gli ufficiali di gara del match. Dirige la gara il primo arbitro, il signor Marco Morlin. Supportato dal secondo arbitro, il signor Giosuè Bergamin. Stati player del match, per voi Treviso con il numero 1, scende in campo Matteo Mozzani. Numero 6, Francesco Balasso. Numero 9, Brian Girado. Numero 10, Francesco Monari.
Ancora vincente Treviso, Costantino. Malosso. Non passare da punto. Treviso, a lungo. 6-3, volley Treviso. L'attacco vincente di Costantini, volley Treviso. E trova Lenis, Treviso. Diagonale vincente di Malosso, e volley Treviso. Monzani, 9 metri.
Arzilaus. Pallonetto, sì, visto. Francesco Malosso per gol di Treviso. Istoria al servizio. Conquista il punto, gol di Treviso giocando sulle mani degli avversari e manda alla battuta il giocatore numero 6, Francesco Malosso.
Scotta. Primo tempo di Monza. Lagos. Servizio. L'attacco vincente. Loro granata. Visto. Al servizio. Diagonale vincente di Malosso. Costantini conquista il punto per Treviso. Time out richiesto da Montemolli.
L'attacco del Montevolle, set point per Volley Treviso e time out richiesto prima dal tecnico Andrea Polo del Montevolle. E Volley Treviso conquista il primo set di questa finale al 17 maschile, appuntamento quindi tra 3 minuti.
Possiamo iniziare quindi a giocare con la palla nelle mani del giocatore numero 9 di Volley Treviso, Brian Agilamos. Punto quindi nelle mani di Volley Treviso. Piovesano, la battuta. Termina out, attacco di Munarin. Piovesano, ancora la battuta. Pronto al rettangolo di gioco, il Montevolley ancora punto per Volley Treviso, ancora al servizio con Risto. Vincente. 6-3 per Volley Treviso. Munarin. Daniel Bonita al servizio.
vincente, attacco di Rosso. Ed è proprio lui che si porta ai 9 metri. Infrazione al palleggio, quindi ancora punto con il Treviso. Sprissa. Numero di assegno di Costantini. Buon Treviso al servizio con Antonio Costantini. Costantini. Montevolli, vincente. Scotta. Monzani alla battuta. Palla nel gol di Vicente, il gol donato.
Sostituzione in casa Montevolley, con il numero 3 esce Mattia Fullan e con il numero 13 con un applauso entra Giacomo Pelicai. Ancora volley Treviso, di prima edizione vincente e time out richiesto dalla Montevolley. Montevolley, punto quindi, volley Treviso. Monzani alla battuta. Pelicai. Problema tecnico, all'effetto elettronico, un secondo solo e si riparte. In posizione per il Montevolley, quindi punto che termina a volley Treviso.
che entrambe le formazioni parteciperanno al girone di eccellenza regionale la domenica 5 febbraio 2023, portando in alto i colori del Comitato FIBA 3-1 in regione, quindi complimenti a entrambe le formazioni. Possiamo ripartire con al servizio Brian Agiago di Volley Treviso. Ancora Girardos. E con il numero 2, con un applauso, entra Antonio Ravagnan. Per il Montevolley al servizio Piovesano. Visto? Terminava ora la battuta del visto. Terminava l'attacco, il Volley Treviso. Velicai. E sostituzione per Volley Treviso con il numero 10 esce Francesco Munarin e con un applauso con il numero 14 entra Umberto Moro. De Vita. Manialo di Costantini.
conquista il punto l'attacco di Francesco Malosso con un Monteole che non molla mai in queste lunghe azioni di gioco. Termina out l'attacco del Monteole e termina il set a favore di Volley Treviso che conduce la gara 2-0. Possiamo iniziare quindi questo set di gioco con Volley Treviso che conduce 2-0 nel match. E dato che lui che si porta al servizio.
Devolvono al servizio. Servizio out. Covere. Alla destra segno, Sbrissa.
Munain al servizio. Non passa l'attacco, Monteolli.
Problema sulla strada battuta di Piero Santi. De Bortoli. Tocca uno di Volley Treviso, appunto, quindi al fronte, Volley. Pulla. Terminato il servizio, appunto, quindi Volley Treviso. Ancora poco al servizio. Il punto che a Volley Treviso, time out richiesto da Andrea Polo del Monte Volley. Ed è proprio lui che si porta al servizio. Non passa la battuta. Sostituzione per Volley Treviso con il numero 10 esce Francesco Bunanin e con il numero 11 con un applauso entra Sova Khan. E proprio lui che si porta poi alla battuta.
Ceneri di Stone. Terminato la partita di Soad, punta quindi al Montevolley. 9 metri, scotta. Non passa l'attacco, oro granata. Vincente 23-16 nel modo Treviso alla battuta con Ravagnani. L'attacco time out e conquista il titolo interprovinciale di Under 17 maschile volley Treviso. Volley Treviso, campione interprovinciale Under 17 2023. Un applauso anche al
vuole di Treviso per conflitto di interessi, non posso esprimermi logicamente, però onore sempre ai vincitori. Come qualcuno avrà già percepito prima, quest'anno Mogliano Veneto è un po' il nostro tempio per le finali, di questo vi ringraziamo, anche perché utilizziamo questa palestra che il volley non vede mai, vede solo nelle nostre finali. Ma l'altra chicca importante per noi del comitato su Mogliano è che non dalla prossima settimana, perché la prima giornata riposano, ma fanno un campionato di Under 15 maschile di eccellenza, perciò ben venga dopo tanti anni Mogliano anche nel mondo della maschile. Non voglio neanche dimenticare Borgo Carbonella, che sarà anche loro per la prima volta i nastri di partenza di questo campionato. In bocca al lupo ragazzi per la fase che inizierà il 5 di marzo, aspettiamo lo spareggio di domenica prossima dove sarà impegnato il San Donà. Forse lo sapete tutti già, ma anche il Cosmos si è qualificato questa mattina nello spareggio, ha eliminato una squadra vicentina e è approdata alla fase regionale Under 19, perciò complimenti anche a penso che sia il momento del protocollo ufficiale. Grazie a tutti e viva il volley maschile. Grazie, quindi il presidente Michele Conti ed è tempo di premiare la squadra seconda classificata del campionato Under 17 maschile. Il consigliere Gianluca Zardo insieme al presidente Michele Conti consegna la coppa e le mani celebrative. Non serve che un applauso perché lo farete già al Monte Volley. Non sento bene cosa stavate cantando dagli spalti. Provateci che abbasso la musica. Grazie al Monte Volley. Prima di passare alla premiazione della squadra vincitrice del titolo Under 17 interprovinciale, ringraziamo gli ufficiali di gara che hanno collaborato alla manifestazione dirigendo le gare in programma. Consegniamo loro un piccolo ricordo della giornata. Il presidente Michele Conti con Vincenzo Bruno e Federica Lavazza, rispettivamente commissari ufficiali di gara Treviso del Bruno e arbitro nazionale, consegnano un riconoscimento
vincitore 2023 del titolo Under